Ci troviamo all'esterno della torre di Sant'Agnese, una delle tre torri superstiti di Portogruaro. Come vedete il limite di velocità massimo è di 10 km all'ora, però l'impressione che noi abbiamo avuto è che gli automobilisti non rispettano questo limite di velocità e le immagini che scorrono sembrerebbero darci ragione. Non possediamo un'auto velox, quindi non siamo in grado di valutare in maniera oggettiva la velocità con cui queste automobili attraversano la torre di Sant'Agnese, però ci pare che non venga rispettato questo limite di velocità. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato noi stessi a percorrere questo tratto di strada di Borgo Sant'Agnese che conduce alla torre omonima per poi sfociare, diciamo, in via Cavour, ed in effetti vedrete che per rispettare il limite di 10 km all'ora siamo stati costretti a fermarci prima dell'ingresso della torre e a mettere la prima e ad avanzare a quella velocità. Adesso andiamo per via, andiamo in Borgo Sant'Agnese, per la precisione in via Cavour. Ecco qua, che spettacolo, neanche un parcheggio, tutti i parcheggi liberi. Qua c'è il solito, adesso andiamo 10 km all'ora. Ecco, stiamo andando via 10 km all'ora per passare sotto la torre. Ecco, provate a immaginare adesso cosa vuol dire tutto il traffico a 10 km all'ora. Qua invece il limite è 30, quindi possiamo aumentare l'andatura. È una situazione fin surreale, perché sono quasi tutti i parcheggi vuoti, perché appunto qui dovrebbe avvenire il rifacimento della segnaletica delle strisce a terra. Una situazione veramente surreale, il vuoto, il deserto.